Salve a tutti, parliamo ora della forza tra cariche elettriche. Quindi un oggetto può essere caricato elettricamente con una carica positiva o negativa. Due cariche dello stesso segno, positiva e positiva oppure negativa e negativa, si respingono. Due cariche di segno opposto, positiva e negativa, invece si attraggono. L'intensità della forza è la stessa, però in un caso la forza è repulsiva, in una è attrattiva. E l'unità di misura della carica elettrica è il Coulomb, che si indica con la C maiuscola. E la forza tra due cariche elettriche, se non importa se attrattiva o repulsiva, si calcola così. Allora, ovviamente al numeratore andranno le due cariche elettriche, perché maggiore una o maggiore l'altra, e maggiore sarà la forza, e quindi vanno al numeratore. Invece la distanza va al denominatore, perché maggiore, più sono distanti le cariche, minore sarà la forza, oppure più vicine sono, maggiore sarà la forza, però la distanza va al quadrato. Si è visto sperimentalmente che è così, quindi significa che a una distanza doppia avremo una forza 2 al quadrato 4 volte più piccola, e a una distanza tripla 3 al quadrato è 9, avremo una forza 9 volte inferiore. Il tutto va moltiplicato con una costante per trovare i valori corretti. Allora, qui ho indicato questa costante con K, che ha questo valore 9,0 per 10 alla 9 newton metri quadrati fratto coulomb al quadrato. Però, prima di andare avanti, confrontiamo questo con la forza gravitazionale tra due masse. Due masse qualsiasi si attraggono con una certa forza. Le cariche elettriche o si attraggono o si respingono, le masse si attraggono soltanto. E la forma della formula è praticamente la stessa. Invece delle cariche o le due masse è fratto la distanza al quadrato, e qui ho un'altra costante che non è questa, è la costante di gravitazione universale. Ok, torniamo alla nostra formula. Qualcuno invece di scrivere k, insomma di scrivere solo una costante, qua scrive al posto di k scrive questo: 1 fratto 4p epsilon 0, dove epsilon 0 è un'altra costante. E questo viene fatto perché poi delle altre formule diventano più semplici. Comunque adesso questo l'ho solo menzionato. Vabbè, epsilon 0, cioè, le due costanti sono collegate tra loro con questa relazione. Comunque epsilon 0 ha questo valore 8,8 per 10 alla meno 12 coulomb al quadrato fratto newton metro al quadrato. E quindi usando questa forma, la formula per la forza elettrica si scrive così: 1 fratto 4p epsilon 0 per E1 e 2 fratto r al quadrato. E adesso facciamo ancora una cosa: il confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale tra un protone e un elettrone, perché si vede che la forza elettrica è molto 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 maggiore della forza gravitazionale. Ok, si può andare a cercare i valori. La massa del protone è 1,67 per 10 alla meno 27 kg, massa dell'elettrone è 9,11 per 10 alla meno 31 kg. La costante di gravitazione, quella della formula per calcolare la gravità, è 6,67 per 10 alla meno 11 newton al metri quadrati fratto chilogrammi al quadrato. E allora adesso facciamo il rapporto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale appunto tra il protone e l'elettrone. Allora, qui ho scritto la formula per la forza elettrica e qui la formula per la forza gravitazionale, ma r al quadrato va via, quindi questo non dipende dalla distanza, il rapporto tra queste forze. Ok, qua abbiamo il rapporto delle due costanti, abbiamo le due cariche del protone e dell'elettrone, le due masse del protone e dell'elettrone. Poi mettiamo tutti i dati, al posto di k mettiamo il valore, al posto di g mettiamo il valore, le cariche, la carica dell'elettrone o del protone. Allora c'è un segno, il protone ha carica positiva, l'elettrone ha carica negativa, però adesso qua ci interessa solo l'intensità della forza, quindi ignoriamo il meno per la carica negativa. E il protone e l'elettrone hanno la stessa carica a parte il segno, che è questo valore qua, 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb. E questo quindi lo moltiplico due volte, potevo anche mettere al quadrato perché la carica è la stessa a parte il segno, che comunque qua non ci interessa. Ok, qua denominatore metto le masse del protone e masse dell'elettrone,
E come vediamo Newton metro quadrato che qui è che qui si semplifica, Coulomb per Coulomb si semplifica con Coulomb al quadrato, chilogrammo per chilogrammo si semplifica con chilogrammo al quadrato. Poi prendo tutti questi numeri e li metto tutti insieme qua e prendo separatamente tutte le potenze di 10, cioè faccio il calcolo 10 alla 9 per 10 alla meno 19 per 10 alla meno 19, 9 meno 19 meno 19 fa meno 29. Qui al denominatore ho meno 11, meno 27, meno 31 fa meno 69 e poi questa frazione, perché qui è diviso, ora diventa 10 alla meno 29 più 69 che diventa qua 10 alla 40 e facendo il calcolo di tutti questi troviamo 0,227, quindi il nostro risultato è 2 qualcosa per 10 alla 39, questo è un numero immenso, quindi tra il protone e l'elettrone, cioè tra due particelle cariche, sì, ok, tra il protone e l'elettrone la forza elettrica è immensamente maggiore della forza gravitazionale. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.